Oltre la crisi, le opportunità per i giovani e il sostegno alle piccole e medie imprese è il tema affrontato in occasione dell'annuale appuntamento che presenta il rapporto 2014 su lavoro e retribuzioni in provincia di Venezia, promosso dalla Camera di Commercio e realizzato dalla ODM Consulting. I prezzi corrono più velocemente delle retribuzioni e così si riducono potere d'acquisto e consumi. Nel veneziano dall'inizio della crisi in poi si è manifestato proprio questo. Gli stipendi dei lavoratori dipendenti sono sì aumentati, ma di una percentuale inferiore rispetto all'aumento dei prezzi. Il trend descritto nel rapporto è per molti aspetti preoccupante, anche se a livello di reddito nel territorio veneto non si sta poi così male. I dati confermano un trend che è presente in questi anni in modo costante. Il nord-est è un mercato competitivo. La provincia di Venezia è un mercato ancora più competitivo rispetto anche alla stessa regione. Quindi sicuramente il nord-est e la provincia di Venezia continua a mantenere, come posso dire, un posto di primo piano da questo punto di vista. Nella ricerca si intravedono comunque segnali positivi. L'aumento delle retribuzioni, seppur contenuto inferiore all'inflazione, è incoraggiante. Le dinamiche retributive sono strettamente legate a un mondo in profonda ristrutturazione. Non è pensabile di ricostruire o rilanciare un territorio a partire solo e esclusivamente da una domanda esterna. Noi abbiamo la necessità di avere un recupero del manifatturiero, ovvero dell'industria, che porta posti di lavoro, reali posti di lavoro. Senza di questo non è facile sostenere tutta quanta un'economia. Nessuna economia si sostiene esclusivamente su servizi esterni, anche perché i servizi banalmente hanno la necessità di avere un sistema produttivo manufatturiero alle spalle che genera le risorse per essere utilizzate dai servizi. Il mercato del lavoro si conferma una delle maggiori criticità per l'economia provinciale. Nel 2013 il tasso di disoccupazione è risultato dell'8,6%, in lieve calo rispetto all'anno 2012. La percentuale di under 30 alla ricerca di un'occupazione anche nel veneziano ha raggiunto la quota record del 25%. L'Unione Europea finanzia delle opportunità per i giovani, quindi da 15 a 29 anni, facendo riferimento a tutta la rete dei soggetti che operano nel mercato del lavoro, i giovani potranno avere l'opportunità, registrandosi sul portale del Ministero o sui vari portali regionali che sono stati attivati, di avere un'opportunità di tirocinio, apprendistato o di formazione per rientrare nel mercato del lavoro o entrare nel caso in cui questi giovani non siano entrati nel mercato del lavoro. È una buona opportunità, ci sono molte risorse e credo che sia un'opportunità che i giovani del Veneto e più in generale dell'Italia non possono perdere. Questo nasce dall'esigenza di un fenomeno come NEET, che sono quei ragazzi che non lavorano, non studiano e che non sono coinvolti in percorsi di formazione, che attualmente sono in tutta l'Unione Europea più di 7 milioni e mezzo.